Ripercorriamo la pagina di Vangelo che abbiamo ora ascoltato. Gesù entra in un villaggio, non meglio precisato, e gli si fanno incontro 10 lebbrosi che si fermano a distanza. La lebbra era considerata una punizione di Dio per peccati gravissimi. Il lebbroso viveva una sorta di morte civile e religiosa. Morte civile, dopo che era stata certificata la sua lebbra, doveva portarsi fuori del villaggio e lì vivere, quindi lontano dagli affetti familiari, lontano dalla comunità. Doveva coprirsi la barba con un velo, tenere il capo scoperto, indossare abiti stracciati e ogni volta che si spostava doveva gridare immondo, immondo, impuro, impuro. Morte anche religiosa, perché si trovava in una situazione, direi, quasi disperata. Solo Dio avrebbe potuto purificarlo, però a motivo del suo peccato non poteva rivolgersi a Dio, perché questa era la concezione teologica del tempo. Gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Evidentemente questi 10 lebbrosi hanno sentito parlare di Gesù come di uno che si prende cura degli altri, attraverso gli insegnamenti, ma anche attraverso le guarigioni, i miracoli. Ecco, questo grido di disperazione che rivolgono a Gesù Maestro è proprio segno di questa fiducia in Lui. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre si andavano furono purificati. Quando uno guariva dalla lebbra doveva andare a Gerusalemme, nel Tempio, e lì un sacerdote a ciò deputato certificava la fine della malattia e quindi poteva rientrare nel villaggio, eccetera, eccetera. Andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre si andavano furono purificati. Quindi, quando Gesù dà il comando di andare a Gerusalemme, al Tempio, per la certificazione, loro hanno addosso ancora la lebbra, però compiono un secondo atto di fiducia in Gesù. Ancora lebbrosi si incamminano, basandosi sulla parola di Gesù, sul suo comando, appunto un secondo atto di fiducia. 2 atti di fiducia che però vedremo non sono ancora fede compiuta, fede matura, fede consistente. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Uno dei 10, anziché andare al Tempio di Gerusalemme, torna da Gesù per attestare con le parole e con il comportamento che egli in Gesù riconosce l'azione di Dio, l'agire di Dio e ringrazia, attesta e ringrazia.
era un samaritano, quindi non sente più il bisogno di andare nel Tempio di Gerusalemme, sede della presenza di Dio, perché Dio è lì, in Gesù, nel suo agire. Era un samaritano, un abitante della Samaria, regione centrale di Israele. Per tutta una serie di ragioni su cui non mi soffermo, i samaritani erano considerati eretici, scismatici, impuri, scomunicati, persone da evitare, persone che non si sarebbero mai salvate. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Ieri come oggi capita con una certa frequenza che le persone cosiddette lontane siano più attente ai segni dell'agire di Dio nella loro vita rispetto alle persone cosiddette vicine, siano più disposte ad avere, a custodire un atteggiamento di rendimento di grazie, sempre rispetto alle persone cosiddette vicine. E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. 10, 9 guariti, ma uno solo salvato. Uno solo che fa esperienza di una guarigione integrale, corpo, spirito, anima. Fa esperienza di una guarigione integrale perché non solo riconosce il dono, ma riconosce il donatore ed entra in comunione con lui. Ecco la salvezza, che scaturisce dall'essere in comunione con Dio, riconosciuto come il donatore. Alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Da questa affermazione di Gesù si evince chiaramente che la fede è risposta, è cioè accoglienza dell'amore di Dio, del dono d'amore di Dio, dell'offerta d'amore di Dio. Un amore che Dio dona, offre a tutti, non ad alcuni sì e ad altri no. E offre a tutti nella stessa misura, non a qualcuno di più e a qualcuno di meno. Amore preveniente, Dio ci ama per primo e non ci ama perché siamo buoni, ma perché possiamo diventare buoni. Amore gratuito, senza attese e senza pretese. Amore incondizionato, senza se e senza ma. Amore immeritato. I nostri meriti sono suo dono. Questo ce lo dobbiamo sempre ricordare per non cadere nella superbia. Se c'è una proporzione, se vogliamo proprio istituire una proporzione, non è quella tra il suo amore e i nostri meriti, ma tra il suo amore e i nostri bisogni, le nostre necessità. Più siamo nel bisogno, più siamo nella necessità, più lui ci ama, proprio come fa un genitore verso il figlio più debole, più fragile, appunto più bisognoso di aiuto. Amore senza confini, perché nessuna persona è esclusa dal suo amore, nessuna. La fede dunque è risposta, accoglienza dell'amore di Dio.
Se questa è la fede, e Gesù oggi ci dice che questa è la fede, allora chi è il credente secondo Gesù? Non è colui che obbedisce al Padre che è nei cieli osservando le sue leggi, ma è colui che assomiglia al Padre che è nei cieli praticando un amore simile al suo. È colui che accoglie l'amore di Dio riversato nel suo cuore per mezzo dello Spirito Santo e con il suo cuore dilatato da questo amore va con Dio e come Dio verso gli altri, accogliendoli nella propria vita. E in questo modo realizza la sua identità, quella identità che possiamo ricavare chiaramente intanto dal nostro essere fatti immagine e somiglianza di Dio, che è comunione d'amore di tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Identità che possiamo ricavare dal basso, cioè dalle relazioni fondamentali che costituiscono il nostro quotidiano, la relazione uomo-donna, la relazione genitoriale, quella filiale, quella fraterna, quella amicale. Tutte queste relazioni ci dicono l'identità nostra. E qual è questa identità? Io sono un essere fatto per amare ed essere amato. E la via per essere felici è data dalla realizzazione di questa identità. Ogni altra via che promette felicità è illusoria, perché promette ma non mantiene. Promette gioia ma produce noia, inquietudine, disperazione. La fede è risposta, accoglienza del dono d'amore di Dio. Ed è una risposta ed è un'accoglienza che non si danno una volta per tutte, ma che vanno continuamente rinnovate, continuamente alimentate attraverso l'ascolto della parola di Dio, attraverso la partecipazione alla vita sacramentale della Chiesa, attraverso l'amore reciproco, cioè la pratica del comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Chiediamo allora a Maria Santissima che ci aiuti con i suoi esempi, con i suoi insegnamenti, con la sua intercessione, che ci aiuti a crescere come ha fatto lei nel cammino della fede, per avere vita vera, vita bella, vita buona, già qua sulla terra, una vita di una qualità a tal punto indistruttibile da superare la barriera della morte. Amen. Ripercorriamo insieme la pagina di Vangelo che abbiamo ora ascoltato, soffermandoci su 2 versetti. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Altro versetto: ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Ecco, tra la fede e la preghiera sussiste una relazione inscindibile, e cioè a dire, non si dà preghiera senza una fede viva, e nello stesso tempo, perché la fede resti viva, occorre pregare. Che cosa è la fede? La fede è fidarsi di Dio e affidarsi a Lui. La fede è credere che Dio c'è e governa la storia. La fede è tenere per certo che il suo regno, quel regno che Gesù è venuto ad inaugurare nella sua persona e alla cui realizzazione noi siamo chiamati a collaborare, magari lentamente, secondo i tempi e i modi che Dio solo conosce, si compirà.
Il regno di Dio è quella società alternativa in cui i falsi valori dell'accumulo, del dominio, del salire, cedono il posto ai valori veri, quelli che creano fraternità, condividere, servire, scendere. Ecco, la fede è credere che questo regno, ripeto, secondo i tempi e le modalità che Dio solo conosce, si compirà. La preghiera che serve a tenere viva la fede. Che cosa è? Certo, molto è stato detto e molto è stato scritto sulla preghiera e i santi amano ripetere che a pregare si impara pregando, così come ad essere virtuosi si impara praticando la virtù. La preghiera nasce, vi dicevo, dalla fede. È l'eloquenza della fede, la parola della fede. E quindi trova, come per la fede, la sua fonte nell'ascolto della parola di Dio. A questo ascolto segue lo stare alla presenza di Dio, il pensare alla presenza di Dio e con Dio. Segue l'adorazione, la lode, l'invocazione di aiuto per sé e per gli altri, la richiesta di perdono. Questa è la preghiera, che serve a tenere viva la fede. E veniamo allora al comando di Gesù. Pregate sempre, senza stancarvi mai. Pregate sempre. La preghiera come respiro della fede, respiro vitale della fede. Come si fa a pregare sempre? Certo, se per preghiera noi intendiamo la recita di formule, è chiaro che non si può pregare sempre. E allora pregare sempre che cosa significa? Significa, come dire, pensare e agire sempre alla presenza del Signore, in comunione con Lui. Nella tradizione orientale viene suggerita una invocazione che come un mantra può essere ripetuta durante l'arco della giornata e che ci aiuta a farci sentire alla presenza del Signore, a comportarci alla presenza del Signore. Signore Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. È una invocazione che ha chiari fondamenti evangelici. Signore Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. Pensare e compiere le cose alla presenza del Signore. Ecco, questo è pregare sempre, senza stancarsi mai. In verità la preghiera stanca il fisico, ricordate Mosè, stanca anche la volontà. Ecco, Gesù ci invita a restare fedeli alla preghiera anche quando arriva la stanchezza, quando arriva la stanchezza del corpo, quando arriva la stanchezza della volontà, la non voglia. Hermes Ronchi, in un dialogo con un monaco trappista, ha chiesto a questo monaco dei consigli per i giorni della fede difficile.
Ha chiesto: e quando ci si stanca di Dio, che cosa fare in quei momenti? E il monaco trappista gli ha risposto con una parabola che dice così: mettiamoci nel corteo che accompagna Gesù verso Gerusalemme nel giorno delle Palme. C'è chi applaude, chi stende i mantelli, chi è salito sugli alberi, chi è vicino a Gesù, chi corre avanti e indietro, chi fatica a tenere il passo. E poi c'è un asino che fatica più di tutti, che sente tutto il peso del corpo di Gesù e della salita, ed è proprio lui il più vicino al Signore. Quando senti fatica o stanchezza, quando senti il peso di Dio, in quel momento sei come l'asino di Gesù, il più stanco perché è il più vicino al Signore. L'importante è continuare, appena dopo c'è Gerusalemme. Tommaso da Celano, parlando degli ultimi giorni di vita di frate Francesco, afferma: Francesco non pregava più, Francesco era fatto preghiera. Pregare sempre, pregare senza mai stancarsi. Senza mai stancarsi può anche voler dire senza mai scoraggiarsi, Perché quando vediamo la fatica con cui si afferma il regno di Dio, la fatica con cui si affermano i veri valori, quelli del servire, del condividere, dello scendere, quando sembra che la storia sia sfuggita dalle mani di Dio, ecco, c'è la tentazione dello scoraggiamento. Pregate senza mai scoraggiarvi, perché questa preghiera ci aiuta a custodire la fede in Dio, Signore della storia. Ecco, cari fratelli e sorelle, chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a tenere sempre unite queste due dimensioni della vita spirituale, la fede e la preghiera.